Buongiorno e buon sabato, oggi è il 13 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.48, la luna si leva alle 3.22 e cala alle 19.11. Il santo del giorno è Sant'Antonio da Padova, il santo dei miracoli e protettore dei poveri. Il nome Antonio ha una storia curiosa. Nel Rinascimento si pensava che derivasse dal greco antos, fiore, ma l'ipotesi più accreditata gli attribuisce un'origine etrusca col significato di colui che combatte o che affronta i suoi avversari. Oggi, 13 giugno, è la giornata internazionale dell'albinismo. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2014, questa ricorrenza mira a combattere le discriminazioni e a proteggere i diritti di chi convive con questa condizione genetica rara, caratterizzata dalla mancanza di melanina. È un giorno per ricordare che la diversità è una ricchezza e che la salute della pelle e degli occhi degli albini richiede cure e attenzioni specifiche. Spegne oggi 45 candeline l'attore statunitense Chris Evans. Volto iconico di Captain America nel Marvel Cinematic Universe, Evans è riuscito a passare dai panni del supereroe a ruoli drammatici e brillanti, confermandosi così come una delle star più amate e affascinanti del cinema mondiale. Festeggia 40 anni la modella brasiliana Verdiana Malman. Dalla passerella al piccolo schermo italiano, Verdiana è rimasta nel cuore dei telespettatori per il suo ruolo di velina bionda a Striscia la notizia e anche per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Infine compie oggi 69 anni il cantautore romano Michele Zarrillo. Con oltre 2 milioni di dischi venduti e successi senza tempo come La notte dei pensieri e 5 giorni, Zarrillo continua ad essere uno dei grandi maestri della melodia italiana, capace di emozionare con la sua voce intensa e le sue doti da polistrumentista. Il 13 giugno 1983 la sonda Pioneer 10 entrava nella leggenda. A 10 anni dal lancio, superando l'orbita di Nettuno, diventava ufficialmente il primo oggetto costruito dall'uomo a lasciare il nostro sistema solare. Un ambasciatore della Terra che viaggia ora nel silenzio dello spazio profondo, portando con sé una placca d'oro con i saluti dell'umanità. Se hai dei gioielli o delle posate d'argento che sono diventati neri, non serve strofinare per ore. Usa piuttosto il trucco della reazione chimica. Fodera una ciotola con della carta stagnola con la parte lucida verso l'alto, appoggia sopra gli oggetti d'argento e coprili con del sale grosso e dell'acqua bollente. Lascia tutto a bagno per qualche minuto e vedrai che il nero si staccherà dall'argento per attaccarsi alla stagnola grazie ad un piccolo miracolo della chimica. Sciacqua, asciuga con un panno morbido e vedrai che brillantezza! Buon weekend a 12, decisamente scoppiettante, inizia con una Luna e Marte congiunti che promettono faville, coinvolgendo anche tanti altri pianeti. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. Il vostro Marte è finalmente placato, addolcito e soprattutto confortato da una bella Luna che vi rende trionfali nei sentimenti. Toro, per voi oggi inizia un weekend in cui potete dare il meglio di voi. Luna e Marte congiunti, rossi e brillanti e bellissimi nel vostro cielo e rendono decisamente i più affascinanti dello zodiaco. Gemelli, per voi oggi è una giornata che vede Urano prendere totalmente campo. Qualcosa vi può fare sentire però un po' disconnessi da ciò che fate, una strana sensazione come se, pur facendo qualcosa di molto impegnativo, vorreste essere da un'altra parte. Cancro, per voi oggi la giornata si accende di passione, la vostra Luna si congiunge a Marte per poi migrare in Gemelli e sarà decisamente piacevole vedere come il Cancro vivrà una passione intensissima. Venere, intanto, nei vostri gradi si oppone a Plutone, volendo dipanare ogni dubbio in amore. Leone, per voi oggi è una giornata che vede Luna e Marte un po' capricciosi nei vostri confronti. Venere però sta per varcare le soglie del vostro segno zodiacale, quindi torna finalmente l'amore. Vergine, per voi oggi è una giornata in cui la congiunzione Luna-Marte darà forza, vigoria e passione alle vostre giornate.
È un momento molto felice, potrebbe essere ancora più grande se avesse quelle certezze per il futuro che state in tutti i modi tentando di costruire. Bilancia, per voi oggi è una giornata che vede Venere essere molto più carina con voi, una giornata in cui avrete sicuramente recuperato il senso affettivo delle cose e buona parte della vostra intimità con il partner. Scorpione, per voi oggi inizia una fase un pochino turbolenta in amore. Venere si oppone a Plutone, il che è tra l'altro in 2 posizioni di quadratura, il che può significare che forse avete bisogno di conoscere un po' meglio il partner. Sagittario, per voi oggi la giornata sembra essere una giornata abbastanza felice, proprio perché Venere e Giove cominciano a dare dei segnali di riattivazione molto forti e importanti. Ancora una volta, i Sagittari vogliono viaggiare e andare lontano in tutti i sensi. Capricorno, una giornata oggi molto forte per voi, visto che l'energia di Luna e Marte sono dalla vostra parte. Venere comincia a decidere di smettere di farvi la guerra, quindi torna il sereno anche in amore. Acquario, voi siete abbastanza protagonisti di questa giornata in amore. Venere si comincia ad opporre a Plutone, è molto probabile che ne scaturisca una passione sconfinata. Pesci, i sogni a volte diventano realtà. Ora si tratta, visto che è diventato realtà 1, di collocarli nella giusta maniera nella vostra vita, qualcosa di sorprendente, di coinvolgente per voi, mentre Venere dalla sua posizione zodiacale vi dice che ha fatto tutto quello che poteva per voi. 13 giugno 1946 cala definitivamente il sipario sulla monarchia in Italia. Umberto II di Savoia, noto come il Re di Maggio per il suo brevissimo regno, lascia il ruolo italiano decollando all'aeroporto di Ciampino diretto all'esilio in Portogallo. È l'inizio ufficiale dell'era repubblicana per il nostro paese. In inglese si dice a shot in the dark, un tiro nel buio. Si usa per descrivere un tentativo fatto senza alcuna certezza, un tirare ad indovinare o un salto nel vuoto, proprio come sparare ad occhi chiusi sperando di colpire il bersaglio. È un'azione quindi rischiosa, basata puramente sulla fortuna. Jean-Baptiste Denis. Nel XVII secolo questo medico di Luigi XIV tentò una follia, una trasfusione di sangue da pecora a uomo, ed incredibilmente il primo paziente sopravvisse, ma il metodo portò presto a tragedie inevitabili. Denis fu processato e le trasfusioni vietate per secoli. Solo nel Novecento abbiamo capito che il sangue umano preferisce altro sangue umano, ma il suo coraggio spericolato ha aperto la strada alla medicina moderna. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. Non preoccuparti di fallire, preoccupati di non averci provato. E come diceva Troisi in un celebre film, bisogna provare, provare, provare. Non abbiate paura di sbagliare oggi, l'importante è scendere sempre in campo. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto domani. Buon sabato e buon fine settimana dalla vostra Jaire.